Cossettini Anita. Nasce ad Aviano. Master in Foreign Affairs ottenuto alla Memphis State University. Arriva nel Madagascar nel 1980 con la società Trans 7, con l'incarico per conto del governo italiano di controllare e verificare i beni importati dall'Italia per la ristrutturazione dei nuovi complessi universitari voluti dall'allora presidente Malgascio ed installare un'unità di torrefazione, una segheria per marmi e graniti locali e l'apertura di cave di rifornimento. Da questa esperienza nasce il suo interesse per il settore marittimo e assieme alla Trans 7 crea la Trans 7 Maritime, società statale per il cabotaggio. Pochi anni dopo crea la Malgashi Shipping Company, società privata, e più tardi con il gruppo Bourbon la Mer Ostrol, che sarà seguito da Comato Maritime Service ed infine da Hippocampo Club. È coinvolta anche nel sociale. Ha creato Bon Saucisse, una mensa per i portuali che garantisce cibo sano a modico prezzo. Ha aperto un fondo per i dipendenti più meritevoli affinché possano acquisire un'abitazione onorevole. Gestisce l'apostolato del mare per la tutela dei marinai e assieme a pochi amici ha creato l'Enfant de Tuléar, orfanatrofio per 80 bambini poveri ospitati fino all'età di 18 anni. Ha promosso assieme ai Salesiani Don Bosco la locale scuola alberghiera ed è la presidente di Asirso, Associazione per la tutela del Sud-Ovest Malgascio. Per 3 anni ha ricoperto anche la carica di agente consolare d'Italia fino alla chiusura dell'ambasciata d'Italia. La motivazione è la seguente: per aver saputo coniugare il successo della sua attività imprenditoriale nel settore dei trasporti marittimi e del turismo, con l'impegno sociale a favore specialmente della gente di mare e dell'infanzia abbandonata. Una persona dalla mente aperta al futuro, che pensa in grande e apre orizzonti e che, con tenacia tipicamente friulana, ha promosso iniziative di successo in un'area strategica della navigazione commerciale.